Buonasera, ben ritrovati al mercoledì con Primus Inter Pares, consueto appuntamento con i sindaci, le persone importanti, come dice il titolo, del nostro territorio e ovviamente anche e non solo del nostro territorio. Questa sera con noi abbiamo il piacere di avere il sindaco di Mira, giovanissimo, Alvise Maniero. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera. Grazie di essere venuto con noi. Grazie a voi dell'invito. Sarà una bella serata perché cercheremo di capire come si sta a Mira, come si vive a Mira e tutte le problematiche nel bene o nel male che ci sono a Mira. Voi da casa per poterlo fare vi passo la parola a Dennis Maran che vi dirà come fare. Dennis, buonasera. Buonasera Giorgio, buonasera al sindaco e buonasera a tutti i nostri telespettatori. I numeri per interagire con noi sono quelli che vedete in sovraimpressione, potete chiamarci allo 049 80 777 53 o mandare un sms al 345 334 1171. Potete porgere domande, curiosità, richieste, insomma siamo a vostra disposizione. Bene Dennis, saluto in regia anche Nicola e Claudio. Allora, chi è Alvise Maniero, questo ragazzotto giovane che da 4 anni è sindaco di Mira? Andiamo a conoscerlo nella scheda di Tullio Trivellato. Alvise Maniero, 31 anni, nato a Venezia, dal 2012 è sindaco di Mira, comune di 38.000 abitanti dell'entroterra lagunare. Alvise Maniero ha conseguito la maturità scientifica, attualmente è iscritto al corso di laurea in scienze politiche all'Università di Padova. Per candidarsi a sindaco ha scelto di rinunciare a una borsa di studio già vinta per Lisbona. Tra i suoi hobby ci sono la letteratura, le passeggiate all'aperto e la cinematografia. È un appassionato anche di sport e del mondo delle scienze. Tra i suoi attori preferiti ci sono Al Pacino e Humphrey Bogart. È stato eletto al ballottaggio del 20 e 21 maggio 2012 grazie a una incredibile rimonta, passando dal 17,37% del primo turno al 52,48% delle preferenze del secondo e lasciando al 47,51% Michele Carpinetti, candidato di centrosinistra, sindaco uscente, che partiva da un confortante 43,02% del primo turno. Uno dei primi provvedimenti che ha preso dopo il suo insediamento è stato quello di diminuirsi lo stipendio da sindaco. Nel 2017 scadrà il suo mandato, ma Alvise Maniero ha già anticipato che non si ricandiderà alle comunali. L'aveva già detto in passato e lo ha ribadito, aprendo così la strada agli altri giovani del Movimento 5 Stelle della Riviera del Brenta. Una bella storia, sindaco. Caspita, sono imbarazzato, molto lusinghiera la presentazione. No, insomma, la storia di Alvise Maniero, io la ricordo benissimo perché nel ballottaggio è venuta una mia trasmissione proprio col sindaco che poi non ha vinto ed è venuto, quando è venuto a trovarmi, era anche un po' imbarazzato, un po' intimidito perché ha detto io cosa ci vengo a fare, non vincerò di sicuro, invece poi come ha detto Trivellato il mio collega, ha detto insomma ha vinto e ha recuperato davvero la grande. È stata una bella soddisfazione quella lì in quel momento lì, Alvise. Un'enorme responsabilità più che quella indubbiamente, però c'è stata anche una bella soddisfazione. Avere l'opportunità di servire la propria comunità è il privilegio più grande che si possa chiedere se ci si tiene, quindi in questo senso sì, assolutamente. E quindi è stata una bella... Ma è vero che non si ricandiderà più, tra un anno termina il suo mandato e non si ricandiderà più? Io avevo fatto un discorso un po' particolare, cioè che la cosa più bella secondo me, il messaggio più importante nel vedere un ragazzo qualunque di 26 anni che amministra una città di quasi 40.000 abitanti è che 5 anni dopo capisci che non ti serve lui, lo puoi fare tu. Non devi aspettare né partiti né segretari che individuino chissà quali esperti. Una persona che ha voglia di imparare, umiltà, spirito di servizio e che non abbia intenzione di mollare mai, lo può fare e lo può fare subito. Abbiamo mamme, papà, ragazzi, a Mira ci sono 40.000 persone, non mancano. Però se la Mira dice, Alvise Maniero ha fatto il sindaco, l'ha fatto bene, noi vorremmo averlo ancora per 5 anni, perché lei dovrebbe rifiutare questo incarico che i cittadini danno al primo cittadino? Perché il momento più bello è quando vedi che è in atto un cambiamento culturale, in cui le cose vanno avanti e tu sei utile ma non sei indispensabile, e in cui ciascuno di quelle mamme, di quei papà, di quei ragazzi capiscono che il comune è nostro e ce lo dobbiamo amministrare noi direttamente. Non ci mancano gli strumenti, serve imparare, quello sempre, ma si può fare e va fatto. Se tu non ti occupi di politica, la politica si occupa di te e non come vorresti tu. E dopo questi 4 anni come stanno andando le cose? Dopo analizzeremo punto per punto, facciamo un po' il cappello della trasmissione, come stanno andando le cose Alvise Maniero? È meraviglioso e terrificante allo stesso tempo, come penso per tutti i sindaci. Mi spieghi le due fasi.
Allora, è meraviglioso perché veramente nel quotidiano, ogni giorno, come amministratori locali, si ha modo di intervenire nella qualità della vita delle persone, da quello che mangeranno migliaia di bambini ogni giorno nelle mense scolastiche, a come saranno sicuri i territori, le strade, addirittura a quanto sarà sostenibile l'ambiente di domani, quanti rifiuti riesce a recuperare e quanti finiranno nell'ambiente. Quindi è meraviglioso avere risultati in questo senso. È terribile perché tutti i sindaci, in particolare adesso, sono privati quasi di ogni risorsa per fare queste cose e bisogna lavorare di fantasia, ma diciamo che di necessità virtù, stimola la creatività. Il non fare più il sindaco è anche un segnale di paura? No, guardi, se qualcuno ha paura, ripeto, non si candida da ragazzino, scusate, mi dipingo così. Può essere l'innocenza della giovane età, insomma. Ecco, sì, ma non è un atto, voglio dire, di uno scapestrato, cioè quello è un atto di responsabilità che dobbiamo fare tutti, ho fatto persino io, voglio dire. O è perché, faccio la seconda domanda, ho lasciato risponderle, non va molto d'accordo con i dirigenti del Movimento 5 Stelle? Io non ho mai conosciuto un dirigente del Movimento 5 Stelle. Dico dirigente, dico leader, dico dirigente in Beppe Grillo, dico dirigente... Io non so se è una fortuna o meno, però io non ho mai avuto alcuna indicazione da Beppe Grillo o da altri. Lo dicevamo all'inizio 4 anni fa e le uniche telefonate che abbiamo avuto era per mettersi d'accordo su come sistemare i camper durante lo spettacolo così elettorale. Noi dobbiamo trovare da noi le soluzioni per i problemi dei nostri territori. Grillo o chiunque è da Roma o da Milano non ne ha idea ed è giusto che sia così, dobbiamo trovarle noi queste cose, nessuno ci controlla. Quindi non c'è nessun disaccordo con il movimento, diciamo, da parte di Alvise e Maniero? E non ho neppure un chip di Casaleggio nel cervello, insomma, io rispondo ai cittadini come tutti gli amministratori devono fare. No, immagino. Sarebbe bello delle volte avere qualcuno che ti dice cosa devi fare, perché e come, ma non abbiamo questo lusso. Non è così. Va bene così, dobbiamo impararlo noi. Alvise, uno dei problemi più terrificanti, come ha detto prima, che è successo quando sindaco, è stato purtroppo quel maledetto tornado. Allora andiamo a vedere il servizio e poi commenteremo, perché abbiamo anche delle immagini davvero che sicuramente sono girate in internet, però magari qualcuno non le ha viste e poi le riproporremo. Vediamo il servizio di Dennis Maran. Erano le 5 del pomeriggio, quell'8 luglio dello scorso anno, quando nella riviera del Brenta non fu più come prima. Un tornado EF4 tra i più potenti si abbatté portando con sé distruzione e danni per diversi milioni di euro. 72 feriti e un morto il bilancio della catastrofe, oltre a numerose famiglie senza casa e molte aziende irrimediabilmente danneggiate. Tra queste, la più colpita, la Fioreria Il Parco di Katia Masato a Mira, che oggi ha finalmente riaperto grazie a quei pochi aiuti economici di cui ha potuto disporre. Noi siamo l'azienda più colpita di tutti e 3 i comuni, abbiamo danni per 1.422.500. Soldi che ci sono stati dati 4.200 euro dal comune che dovremo restituire perché non abbiamo fatture che ammontano almeno alla metà del danno che abbiamo avuto, e altri soldi sono arrivati, soldi dalle donazioni di privati che sono venuti qui nei giorni successivi al tornado, che ci hanno permesso di spostarci in un negozietto qui vicino e riprendere una parte dell'attività in questo anno che è passato. Avevamo l'assicurazione sullo stabile, però la banca ci ha costretto ad estinguere il mutuo che avevamo sullo stabile e quindi ci siamo trovati con 150.000 euro per ricostruire tutto il negozio e tutta l'attività e riprendere l'attività. Ci sono i conti da pagare ancora. Le ditte che hanno lavorato qui ci stanno dando una mano, ci hanno dato la possibilità di pagarle entro fine novembre, però di fatto mancano i soldi. Le banche fanno fatica a darci il mutuo e comunque con tassi di interesse molto alti. Dalle amministrazioni chiediamo aiuto per le aziende, per me e per tutte le altre aziende che comunque hanno subito danni, perché per il momento non ci sono ancora fondi per noi. E ovviamente chiede aiuto all'amministrazione. Sindaco Alvise e Maniero, come facciamo qua? Io credo che l'intervento abbia riassunto molto vividamente la situazione. Intanto il dato, cioè gli unici aiuti ricevuti, tranne quelli diretti dei cittadini, sono i pochi soldi che abbiamo potuto destinare come amministrazione, ovviamente come comune, diciamo. Dalla Regione sulle aziende non è ancora stato stanziato nulla, lo Stato promette che lo farà l'anno prossimo.
L'unica cosa diciamo non aggiornata è il dato della restituzione, cioè loro non li dovranno restituire questi soldi perché grazie a Dio le donazioni sono state sufficienti e diciamo i danni poi richiesti non sono stati così alti come ci aspettavamo e quindi di fatto la Fioreria Masato non dovrà restituire questi 4.000 euro che siamo riusciti a dare. Perché 4.000 euro? Perché il 90% dei fondi che abbiamo ricevuto e che sono donazioni dei cittadini, tranne 40.000 euro che abbiamo destinato noi come comune, quindi sono proprio la solidarietà della comunità. Questi fondi li abbiamo destinati al 90% sulle case, quindi prima di tutto il tetto e chi lo ha perso, e per una quota simbolica, cioè il 10% alle aziende, sapendo che sulle aziende non possiamo fare la differenza. Katia, che conosco anche abbastanza, ha citato i danni sulla sua che sono oltre 1 milione. A Mira abbiamo più di 5 milioni di danni sulle aziende e tutto quello che abbiamo raccolto è sui 400.000 euro, quindi sulle aziende non possiamo veramente fare la differenza. Poche decine di migliaia di euro invece su una casa, su un bilancio familiare cambiano completamente la situazione. Nel nostro caso l'hanno cambiato tra poter avere un tetto e non averlo. Il silenzio assordante è stato quello dello Stato nei primi giorni e questo ce lo testimoniano tutti. Ecco. E quello forse il danno culturale che è venuto da questo silenzio supera anche la devastazione del tornado. Abbiamo avuto un ministro e 2 sottosegretari che ci hanno detto in faccia, guardandoci negli occhi, che non ci sarebbe stato un euro per le nostre comunità. A un anno dopo le cose sono cambiate, questi soldi li hanno mollati e io devo ringraziare i cittadini perché con noi hanno lottato in questa direzione per una battaglia di dignità e nulla di più. La Regione ha mantenuto la sua promessa, aveva promesso circa 6 milioni e quelli sono stati stanziati. Ci sono poi diverse discussioni sulle modalità, però insomma io non posso dire che lì sia mancato l'impegno. Ma questa azienda con questa signora dice anche che sono stati bravi perché mi sembra di vedere un'immagine che ha ripreso la propria attività al 100%, dice ho chiesto i soldi alla banca, me li danno a tassi altissimi, lo Stato non mi dà i soldi in parte di quello che ho percepito. E come farà a pagare e a vivere, a continuare a lavorare se ha sul collo tutti questi debiti da pagare? Ma è ovvio che non può chi viene devastato, in questo caso nell'attività, ma ad Olo c'è anche chi ha perso e la casa e il luogo di lavoro, quindi certo. Non ha nulla. Okay. Dolo è il comune più colpito, sono dei 3, ecco. È ovvio che non può ed è assurdo lasciare esclusivamente all'amministrazione comunale, che voglio dire non serve dipingere in che situazioni sono i comuni oggi, il compito di aiutare al di là ovviamente dell'ordine di grandezza in cui può intervenire. Qui solo lo Stato può intervenire. E un sindaco di un paese di 40.000 abitanti come Mira non può andare lì, scherzo, esagero, incatenarsi davanti allo Stato e dire mi date questi soldi per aiutare queste aziende? Cioè un sindaco fino dove può arrivare, cosa può fare? Oltre che a mandare la solita lettera, la solita chiacchierata che ormai è un costume italiano, ma fare qualcosa di pratico, cosa può fare? Altro che, anzi in realtà l'abbiamo già fatto, noi dal giorno dopo ci siamo messi a contattare tutti, parlamentari, deputati, senatori e hanno presentato ordini del giorno e mozioni nelle rispettive Camere del Parlamento in modo da chiedere questo, che ci fosse il medesimo trattamento che era già stato fatto per esempio per l'Emilia, che ovviamente ha avuto un danno incomparabile come quantità, ma nella sua natura è quello. Cosa abbiamo fatto poi? Beh, abbiamo fatto un monitoraggio spietato, nome per nome, voto per voto, chi votava cosa, a favore e contro, e tutti i nomi li abbiamo mandati sui giornali. Un anno dopo questa cosa è servita, un anno dopo lo Stato sulle case perlomeno i soldi li ha stanziati, con un quarto giro di burocrazia allucinante, forse peggiore del tornado, però li ha stanziati. Ora rimangono le aziende. Loro sono rimaste fuori, per carità, è vero che molte hanno una situazione diversa, magari sono ben assicurate. Ma c'è una possibilità di poterli, sindaco, avere questi soldi per quanto riguarda le aziende? Abbiamo capito che vi siete impegnati, per le case li avete ricevute e lì le cose sono andate diciamo nella strada giusta. Ecco, per quanto riguarda le aziende invece c'è qualche possibilità che ci sia fra un anno, 2 anni, insomma, c'è qualche possibilità che vengano risarcite queste aziende per poter continuare la loro attività, insomma? Certo che sì, noi ci dobbiamo ricordare che tutto quello per cui siamo disposti a combattere, a tenere duro, è possibile, punto. In questo particolare contesto, addirittura lo Stato è già arrivato a prometterli, quindi la struttura sarebbe già in piedi, l'anno prossimo dovrebbe finanziarli. Noi su questo vigileremo e baderemo che si tenga fede
a questa promessa, a questo accordo che è il minimo di dignità. È il minimo che avrei fatto. Allora, dicevo prima che vi facciamo vedere un filmato che è abbastanza, insomma, non saprei definirlo perché sono cose anche paurose, che è praticamente il momento del tornado, quando è stato ripreso dal negozio della fioreria, l'ha preso all'interno, che arriva, guardate che immagini sono davvero terribili solo nel vederle, rivediamolo. Io ero davanti alle vetrate che avevamo appena chiuso il negozio e dal vento la porta si apriva, quindi abbiamo chiuso a chiave. Avevo il telefono in mano e vedevo queste cose che cominciavano ad alzarsi nell'aria e così, scherzando anche con mia mamma, ho preso il telefonino che avevo in mano, l'ho acceso e ho cominciato a filmare, ma non essendo ancora conscia di quello che stava succedendo. E penso che in quel video lì si capisce la paura in quel momento, quanto alta era e cosa è successo. Me lo fai rivedere, Claudio? Me lo fai rivedere in regia questo filmato, perché è davvero impressionante, è giusto anche far capire a chi di dovere magari cosa gli è successo agli abitanti, cosa succede quando c'è una catastrofe del genere. Andiamo a rivederlo. Io ero davanti alle vetrate che avevamo appena chiuso il negozio e dal vento la porta si apriva, quindi abbiamo chiuso a chiave. Avevo il telefono in mano e vedevo queste cose che cominciavano ad alzarsi nell'aria e così, scherzando anche con mia mamma, ho preso il telefonino che avevo in mano, l'ho acceso e ho cominciato a filmare, ma non essendo ancora conscia di quello che stava succedendo. E penso che in quel video lì si capisce la paura in quel momento, quanto alta era e cosa è successo. Anche se abbiamo avuto la fortuna che poi la signora è rimasta sana e salva, perché con le riprese e con quello che poi è successo, molto probabilmente non si rendeva nemmeno conto lei quello che stava accadendo, però comunque sono sempre immagini, Sindaco, che insomma ti fanno venire un po' il mal di testa, uso questo termine magari anche improprio. Senta Sindaco, le due cose, iniziamo da queste che non sono funzionate nei 4 anni, sono queste, e poi c'è una denuncia che incombe sul Sindaco di Mira per via di un ragazzino di 13 anni che è entrato in un posto dove non poteva entrare. Questo ragazzino, una piscina comunale che era chiusa per lavori, è entrato, è caduto ed è rimasto paralizzato, e lì lei ha una denuncia. Come stanno le cose, come andranno a finire, cosa si augura? In realtà è molto più che una denuncia. Io formalmente sono rinviato a giudizio, per un reato penale di lesioni gravissime, perché formalmente il sindaco, diciamo, è il proprietario di tutti i beni comunali, quindi anche della piscina, e quindi di fatto figuro tra le 7 figure sulle quali potrebbe esserci una responsabilità in merito, se il giudice così valuterà. In realtà il pubblico ministero aveva disposto l'archiviazione per tutte le figure, non trovando alcun rilievo, ma comunque il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che invece fosse opportuno rinviare tutti a giudizio e verificare fino in fondo. Quindi è bene che così sia fatto e che ogni responsabilità sia verificata. In buona fede non credo che si possa attribuire, diciamo, al sindaco la colpa per un'effrazione in un cantiere e un certo tipo di comportamenti. Quello che secondo me invece è rilevante è la tragedia, è l'aspetto che ci sta dietro e su cui non ci sarà, indipendentemente insomma dalla sentenza, non ci sarà una vera soluzione. Quindi io credo che quello deve rimanere per tutti noi come un monito su quanto sia importante la nostra vita e quanto dobbiamo anche insomma averne un po' cautela. E rimanerci attenti. E quando andrà a finire questa brutta storia
ma è probabile che all'inizio dell'anno prossimo riusciranno un po' a concludere tutte le arringhe e si arrivi a una sentenza. E quindi insomma, io non posso che chiedere che tutto sia verificato ovviamente e che la giustizia faccia il suo corso. Il movimento è intervenuto su questo processo che lei sta subendo, cioè a Parma è detto il sindaco fuori dal Movimento 5 Stelle, in questo senso, invece Grillo non è intervenuto, non ha detto Maniero fuori dal Movimento 5 Stelle? No, a parte che il movimento non ha competenze giudiziarie, per cui no, quel lavoro lo lasciamo... È una domanda che ci sta, visto l'attuale situazione di Roma, di Parma, insomma di tant'altro che sta succedendo all'interno. No, lì dal primo giorno, sono dalle prime ore, ho comunicato tutto a tutti, anzi ho proprio pubblicato in rete istantaneamente sul blog, insomma, del nostro gruppo, quindi insomma io non ho mai nascosto nulla. Sì, diciamo che non è qualcosa di paragonabile a una, non so, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa turbativa. Però qui in Italia non si sa mai e non succede. E senta, poi ritorneremo a parlare del movimento, perché anche importante è stato il sindaco eletto più giovane, quindi a 26 anni. Il movimento da 4 anni a questa parte, il movimento è cambiato secondo lei o è rimasto tale e uguale? Cioè, visto l'importanza che sta prendendo, i voti che sta prendendo questo movimento, che oramai è un partito, è cambiato rispetto a 4 anni fa secondo lei o è sempre sulla stessa chiave di lettura da quando aveva iniziato? Ma le dirò, io da sindaco la mia vita è in trincea e ho la testa lì a mira, sentirai lì è il mio dovere. I giornali ammetto che li leggo molto poco perché purtroppo non ho sempre una grandissima fiducia nella fonte giornalistica, mi piace verificare di persona. Sulla situazione. No. Ovviamente presenti e esclusi, però diciamo che più volte magari vivendo la mia giornata e leggendola magari il giorno dopo completamente stravolta nei giornali ho sviluppato una certa diffidenza, ma lì dipende dal giornalista, non è certo una questione però di categoria. Le liti che ci sono a Roma, a Parma, quelle sono vere, non sono i giornalisti a inventarsele, voglio dire. Sicuramente c'era qualcosa, io non ho mai avuto il lusso di avere il tempo di mettermi ad occuparmi di Roma. I cambiamenti invece che ho visto nel movimento sono una grande crescita, ma non di voti, che insomma i sondaggi a me sinceramente interessano poco. Quello che mi ha fatto piacere notare è stato l'aumento di competenze. Cioè, uno dei consiglieri più giovani del nostro consiglio è entrato che aveva 18 anni, lui domani potrebbe sedersi al posto mio e rispondere come meglio di me alle domande. Un ragazzo di 20 anni che in agosto si chiude in comune a studiarsi le carte, non ce ne sono tanti. Per me è un piccolo miracolo certo. E assistervi mi ha dato fiducia, ma non per forza nel movimento, che è uno strumento, cioè si può fare del bene in infiniti modi, il movimento è uno di questi, però questo è stato uno strumento che a lui ha consentito di farlo. E per me già questo è un magnifico risultato e un cambiamento positivo che colgo. Quindi il partito, al di là della crescita delle persone, perché poi siete entrati tutti giovani, specialmente a Mira, è davvero stato qualcosa di incredibilmente, credo, unico, credo che non sia ripetuto in nessuna parte d'Italia, a quanto mi risulta, e non siete e non seguite le vicende del movimento, cioè voi siete delle persone iscritte al movimento, però seguite il comune, lavorate esclusivamente per il comune, quindi il movimento non vi dà delle indicazioni di comportamento, di linee politiche, non vi dà nulla. Cioè, quello che noi facciamo è lavorare in rete sulle informazioni. A noi non interessano i colori, non ci interessano le bandiere, ci interessano i contenuti. Se un'idea è buona, noi la prendiamo, la copiamo e la applichiamo. Non ci interessa da dove viene. Dai comuni intorno, per esempio da Camponogara, a un'amministrazione di centrosinistra, abbiamo visto che ha un ottimo sistema rifiuti, con bellissimi risultati, l'abbiamo istantaneamente preso, adattato. No, su questo siamo d'accordo, poi ne parleremo. Ma io parlavo sempre con i vertici del vostro partito. In tutti i partiti, quando viene eletto un sindaco, il partito dà delle linee guida, voglio dire questo. E allora la mia domanda era, Alvise Maniero, il movimento in questo caso, che per me oramai è un partito, ha dato delle linee guida come di comportamento e come amministrare una città di 40.000 abitanti? Questa è la domanda. No, a noi, io questo ci tengo anche a ripeterlo, nessuno ci è mai venuto a dire che cosa fare e credo che neanche sarebbero in grado di dircelo, perché la realtà di un comune la conoscono i cittadini, gli amministratori. Da Roma cosa vuole che ne sappiano? È anche uno dei motivi per cui io non lo sento un partito. No, certo. E come mai secondo lei, sindaco, a Roma sono intervenuti i vertici del movimento, a Parma lo stesso,
e hanno messo... Credo dovrebbe chiederlo a loro. Io purtroppo seguo Mira, per fortuna seguo Mira. Mi sta rispondendo proprio da bravo politico in questo Dice? momento. Sì, lo dico. Vabbè, questo era un argomento che poi lo ritratteremo, ci ritorneremo in conclusione di trasmissione. Senta, com'è la situazione? Ci sono dei clandestini, comincio proprio con una battuta, oltre che dei migranti ovviamente a Mira, se ci sono, come, quanti, perché e com'è la situazione? Cioè, dei clandestini, noi abbiamo dei migranti, ne abbiamo moltissimi, Mira ha più del doppio di quelli che dovrebbe ospitare secondo la quota. Mi può fare anche dei numeri? 155, sì. E sono già il doppio di quelli che potresti ospitare? Ampiamente più del doppio di quelli e dove sono ospitati? Sono dislocati in diverse strutture di diverso tipo, con diversi tipi di ospiti. Quindi abbiamo la Caritas, che si occupa a Miraporte, diciamo, di una certa tipologia, quindi casi sanitari, ex minori non accompagnati. Abbiamo la cooperativa Olivotti, che è a Miravecchia, diciamo, che ha un altro tipo, sono i cosiddetti dublinanti. Poi abbiamo un ostello comunale che è gestito da una cooperativa e che ospita un altro genere ancora, un'altra tipologia giuridica ancora, e abbiamo a Malcontenta, il gruppo più importante, è quello su cui facciamo più attenzione, che invece è in 2 alberghi, ed è una tipologia nuova per il nostro comune che non ha avuto mai problemi, diciamo, con questo tipo di ospitalità, anzi Mira sono 20 anni che ospita, certo, e non ci sono stati incidenti di rilievo. Ecco, lì stiamo facendo un po' di attenzione perché sono parecchi, sono concentrati. Noi ci teniamo a fare le cose bene, con piccoli gruppi, progetti di qualità e seguiti bene, così le cose funzionano. Quindi a Mira la situazione migranti non è una situazione che preoccupa come ha preoccupato Abano, Chioggia, che sono stati spostati, Padova stessa, ecco, diciamo che a Mira questo problema non sussiste, cioè, quelli che ci sono il doppio, però stanno tutti nei propri posti, insomma. Il problema c'è sempre, nel senso che per esempio a Malcontenta noi dobbiamo monitorare bene cosa succede, al di sopra di un certo numero è difficile controllare precisamente cosa fa ciascuno, riuscire a coinvolgere nelle attività, riuscire a integrare bene. Quello che però non c'è è il livello di problema che c'è magari a Cona, dove abbiamo centinaia di persone ammassate in un unico centro. Lì è impossibile controllare e significa creare delle bombe a orologeria. Com'è che si risolve? Bisogna superare la resistenza di alcuni comuni che dicono 0 ospiti da noi. Fare questo non è una soluzione, perché l'ondata c'è, è in arrivo e si tratta di centinaia di milioni di persone. Questi sono dati che conosce chiunque si interessi alla materia. Un'ondata del genere che attraversa deserti e mari, e di cui una parte muore nel percorso, ma lo fanno comunque, non lo si ferma dicendo tu sei un clandestino. Noi ci dobbiamo attrezzare e dobbiamo gestire questo flusso, soprattutto dobbiamo prendere per la collottola l'Europa. Mi spieghi, Sindaco, qual è il pensiero poi del movimento in questo senso? Cioè, faccio un paragone, la Lega dice sono clandestini, non sono regolari, li portiamo a casa loro, li rimandiamo via. Il PD dice beh c'è l'accoglienza perché bisogna essere, ecco, il Movimento 5 Stelle invece sotto questo punto di vista, e il sindaco Alvise Maniero come vede la situazione dei migranti, soprattutto non quelli che sono in regola ovviamente, perché quelli siamo tutti, quelli che non lo sono, di dargli un calcio, mi scusi la definizione brutale, e farli ritornare al proprio paese, oppure di accoglierli? Cosa fa il movimento in questo? Il movimento non lo so, però so noi come comune e come sindaco che cosa facciamo, cosa dobbiamo fare, cosa affrontiamo. Ma non è cosa fa anche il movimento, mi incuriosiva questa cosa. Cioè... Io mi occupo di Mira, deve portare pazienza, ma no davvero, io seguo la quotidianità lì e rispondo ai cittadini. Certo, per cui... no, allora, che cosa abbiamo riscontrato noi? Non è un'ondata che si può fermare, è un'ondata che si può gestire. Le regole vanno rispettate e l'obiettivo deve essere la sicurezza. Com'è che lo si ottiene la sicurezza? Quando si dice no, non la si ottiene. L'Ungheria ha tirato su dei muri con il filo spinato. In Inghilterra li abbiamo visti uscire dal canale della Manica, cioè ci sono persone che hanno attraversato il canale della Manica sott'acqua, nel canale, per riuscire ad arrivare in Inghilterra. Non li fermiamo dicendo no. Quello che dicevo è, noi dobbiamo creare la struttura di passaggio e di, come dire, integrazione è già una parola superata. L'Europa deve fare la sua parte, l'Italia da sola non ha né mezzi né, voglio dire, demografia sufficiente a assestare da sola uno shock del genere, e se viene lasciata da sola il risultato è un disastro.
si vedrà quello che è successo a Cona o in tanti altri comuni che ne assembrano centinaia, replicato a livello nazionale. È questione di numeri e di geografia. Abbiamo migliaia di chilometri di costa e cosa pensiamo di fare? Migliaia di chilometri di muri? No, certo, non esiste. Se noi vogliamo veramente garantire la sicurezza dobbiamo puntare su un'altra parte, cioè gestire il flusso. Il fiume tu non lo blocchi, tu decidi dove mandarlo, come faceva la Serenissima. Certo. Questo dobbiamo fare. Assolutamente capito quello che ha in mente, in testa il sindaco di Mira. Bravo. Stanno arrivando. No, lo so cosa mi stupisce, sindaco, che mi sembra nei ragionamenti, io le faccio domande ai giornalisti ovviamente, mi sembra che ci sia un distacco fra il pensiero suo e il pensiero del movimento, perché lei dice io lavoro e penso per il mio comune, perché io sono il primo cittadino di quel comune, quello che fa e dice il movimento a me non mi interessa più di tanto, e nel fare questo tipo di ragionamento quello che colgo è che c'è una diversità di opinione o di impressione fra quello che pensa lei e quello che pensa il movimento. Può essere che sbaglia, magari prima della fine di questa trasmissione cercherò di capirlo e vediamo se ci riesco. Andiamo a vedere i messaggi che arrivano, ovviamente da Mira, credo che siano da Mira. Eccoli, salve sindaco, in molte zone della città, soprattutto lungo Argine Destro, l'erba è troppo alta, la faccia tagliare per cortesia. Andiamo avanti, ne leggiamo 2 o 3, va bene, se ne commentiamo tutti. Andiamo ancora, Denis. A Mira, Porti, il semaforo con la telecamera sta creando troppi disagi ai cittadini, ormai è impossibile non prendere la multa. Mamma mia, tra l'erba e le multe, qui vediamo che il terzo li commentiamo già. Sindaco, ci può chiarire una volta per tutte la questione dell'inceneritore? Allora, cominciamo, l'erba alta, i semafori e poi l'inceneritore. Certo, allora la manutenzione del territorio. Mira è un comune enorme, sono 99 km² di superficie, togliamo pure la Berena ma resta un comune sconfinato. Ci servono molti più soldi per le manutenzioni. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo utilizzato il poco che abbiamo e abbiamo messo a gara questi servizi sfruttando la concorrenza, molto banalmente. Il risultato è che noi, spendendo come si spendeva prima, come l'amministrazione precedente, abbiamo raddoppiato gli sfalci. Non solo, permettiamo a tutti i cittadini... Poi quest'anno ha piovuto anche tanto, mi dicono tutti i sindaci. Sì, ma piove tutti gli anni. No, perché non è un problema, l'erba quella. alta mi crea un problema che di Padova, di tutti i sindaci che ho avuto qui di Vicenza, di Verona, l'erba alta quest'anno è stato un problema, perché mi dicono, gli ospiti che ho avuto, che quest'anno ha piovuto di più, dunque è cresciuta più velocemente. Per carità, però io non mi nascondo dietro la pioggia, io le rispondo proprio con i dati. Ci sono comuni che fanno 15 sfalci all'anno, anche qui nel Padovano, Albignase è uno di questi, e destinano una importante parte di spesa a questo. Noi riusciamo ad arrivare a 6, quindi è evidente che l'erba sarà alta. Com'è che abbiamo fatto? Abbiamo raddoppiato gli sfalci e abbiamo permesso a tutti i cittadini di controllarli tramite un calendario degli sfalci online. Lei potrà andare su internet e vedere via per via di Mira, scuola per scuola, parco per parco, quando è previsto lo sfalcio, con che modalità, con che frequenza, quindi controllare e dirci se la ditta magari non adempie. Però il dato finale è quello che ha visto, cioè che noi non abbiamo sufficienti risorse per garantire un decoro pieno del territorio, per quanto l'abbiamo aumentato. Il semaforo di Miraporte. E quindi l'erba, quando mi ha fatto il concetto, ho capito bene, l'erba rimarrà alta fino a che... No, assolutamente, verrà tagliata secondo gli sfalci previsti, a memoria non li ho via per via, però se lei, basta scrivere su Google... Nel sito. Allora raccomandiamo al nostro telespettatore di Mira... calendario sfalci, e esce subito 2016, deve cliccare Mira, calendario sfalci, e vedrà che il giorno che verranno a sfalciare l'erba. Se ciò non dovesse succedere, noi ci facciamo un nodo al fazzoletto e glielo portiamo dal viso. Sapete dove trovarmi. Prego. Vediamo invece quello del semaforo. Il semaforo, il cittadino diceva ormai è impossibile prendere la multa. Noi abbiamo scoperto un sistema piuttosto avanzato per evitare la multa. Quando arriva il rosso ci si ferma, non si passa. In questa maniera la multa non viene data. Non solo, si evita anche di mettere a rischio la propria vita e quella delle altre persone che attraversano l'incrocio. C'è una ricerca americana a proposito che ha confermato questo andamento. No, a parte gli scherzi, è un'apparecchiatura, un banale rosso stop, no? Sono quelli per cui se io passo col rosso e quindi ho un comportamento pericoloso, prendo la multa. Non bisogna passare col rosso. Abbiamo anche esteso il giallo al massimo dei tempi di legge, quindi abbiamo un giallo lunghissimo, e la multa è veramente ultra garantista. Per prenderla lì devi proprio passare col rosso. Quindi raccomandiamo ai nostri cittadini di Mira di non passare con il rosso, che credo sia la cosa più naturale. Per quanto invece riguarda l'inceneritore? Quello è un tema invece molto più complesso. Allora, al momento non c'è un inceneritore in senso stretto, anche se buona parte dei nostri rifiuti vengono inceneriti. Com'è che si spiega questa apparente contraddizione? Beh, che la legge cambia i nomi alle cose, cioè adesso l'inceneritore si chiama termovalorizzatore se ha appiccicato una caldaia.
e noi mandiamo una parte dei nostri rifiuti a essere inceneriti altrove, in cementifici, in altre aree, e una parte invece vengono bruciati a pochi chilometri da noi, a Fusina, in una centrale a carbone dell'Enel che in parte brucia anche i nostri rifiuti, cambiati di nome, seccati, ma sono sempre i nostri rifiuti. Perché è venuto fuori questo allarme inceneritore? Perché qualche settimana fa, presso un ente di controllo di cui faccio parte, si chiama Consiglio di Bacino, diciamo, siamo venuti a contatto con dei documenti che, diciamo, esprimevano entusiasmo nella prospettiva di ricevere importanti moli di rifiuto indifferenziato e di vederle bruciare in area, letteralmente c'è scritto a chilometro zero. È una cosa terrificante. Allora, la politica che noi dobbiamo perseguire è il recupero di materiale. Non facciamoci ingannare dal termine raccolta differenziata. Raccolta differenziata vuol dire solo come vanno i rifiuti nelle varie campane. Il risultato, cioè il materiale recuperato, è un altro dato che si vede dopo. Noi abbiamo scelto il porta a porta proprio a questo motivo, perché è il sistema che garantisce il minor scarto possibile e il maggior recupero possibile. L'inceneritore, o comunque il rischio di incenerimento maggiore di rifiuti, non è finito, anzi il nostro ambito, la nostra provincia, per semplificare, ha ancora un'elevata quota di CSS, di combustibile, secco, combustibile solido secondo, che dovrà avere una soluzione. Se noi non riusciamo a migliorare la filiera e recuperare più materiale, ci ritroveremo tra 5-10 anni con un importante mole di rifiuto da bruciare. E questo è già un fallimento, per quanto siamo messi molto meglio di altre aree, questo lo dobbiamo riconoscere. Come va la raccolta differenziata, porta a porta? E qua mi invita a nozze, perché siamo onoratissimi del fatto che, essendo partiti come ultimo comune della provincia per raccolta differenziata, quindi con tutte le virgolette del caso, dopo Venezia, insomma i comuni turistici, ora abbiamo preso una quindicina di punti in pochi mesi, siamo passati dal 59% a ben oltre il 70%, passando appunto al porta a porta, ma la cosa fantastica è che abbiamo eliminato 1900 tonnellate di rifiuto secco all'anno, abbiamo eliminato mi pare un 40% del verde, del rifiuto verde, il che vuol dire che noi stavamo pagando persone per muovere mezzi per andare a casa delle persone a raccogliere l'erba, che è quasi completamente acqua, cioè inquiniamo e spendiamo un casino, scusate, per rimuovere dell'acqua. Questo rifiuto è radicalmente diminuito e quindi si inquina di meno. Perché è diminuito? Perché si fa il compostaggio domestico. E quindi diciamo che è fiero della domanda che ho fatto per quanto riguarda il porta a porta, è fiero del porta a porta, ovviamente della raccolta dei rifiuti. Guardi, del lavoro che avete fatto a Mira. Siamo attenti, non siamo fieri, nel senso che sono cose che vanno sempre seguite e si può migliorare ancora molto. I disagi ci sono, perché cambiare un sistema di raccolta vuol dire letteralmente entrare nella casa delle persone e cambiare la loro quotidianità, cioè come sistema i bidoncini, come butto le cose. E il disagio c'è, un sacco di cittadini se dovesse dare un voto, si lamentano. Torniamo a scuola, della raccolta rifiuti a Mira, che voto darebbe da 1 a 10? Allora, l'obiettivo è raggiunto... Che voto darebbe? Ma guardi, un 7. Dopo questo set andiamo in pubblicità, signore. Va bene. Ci prendiamo perché ha parlato tanto, sono passati 40 minuti, ricordo che siamo in rigorosa diretta, voi da casa potete telefonare oppure potete mandare messaggi per interagire con il vostro sindaco, il sindaco di Mira, Alvise Maniero. Voi rimanete con noi a tra pochissimo.